Chiediamo semplicemente che le stesse opportunità che vengono date a quelle municipalità che invece nel tempo hanno dimostrato di non saper investire vengano poi riservate anche alle nostre di comunità che invece nel tempo hanno dimostrato l'esatto contrario. Il ragionamento del sindaco di Treviso e presidente ANCI del Veneto Mario Conte è circolare: se il governo e il Parlamento riconoscono Roma Capitale, a maggior ragione devono dare l'autonomia a un Veneto fatto di amministrazioni virtuose. Certo, non è e non sarà una passeggiata. Ma che fosse una partita complicata lo sapevamo fin dall'inizio, che questa rimane la nostra partita è altrettanto confermato, lo dimostra la grande tenacia che il presidente Zaia ogni giorno ci mette, ma lo dimostra amministrando quotidianamente bene il territorio e credo che sia ben seguito anche da un esercito di sindaci. Sindaci ma anche parlamentari, aggiunge Conte. Il riferimento, seppur felpato, è alle polemiche esplose dopo il voto in Commissione Affari Costituzionali alla Camera proprio per il riconoscimento di Roma Capitale, con l'ok degli stessi deputati leghisti, compreso il coordinatore veneto Alberto Stefani. Tutti coloro che oggi rappresentano la Lega e rappresentano gli amministratori chiedono maggiore autonomia, chiedono maggiori responsabilità. Di una Lega confusa torna a parlare dal PD la consigliera regionale Vanessa Camani, che rilancia la proposta Dem per l'autonomia del Veneto in 7 punti. Comico che la Camani detti la linea, ribatte il capogruppo della Lega Alberto Villanova, rispolverando un volantino di un evento PD del 2018 dove si parlava di referendum farsa. In mezzo le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti: c'è chi vuole l'autonomia, chi la teme e non la vuole. Io spero in uno sprint finale in questa legislatura. Il ministro Gelmini e il presidente Zaia vogliono superare ogni ostacolo. Le parole affidate a una nota ufficiale di Palazzo Ferrofini.